quello che rimane di uno scrittore sono i suoi libri, è lì che va giudicato. Anzi, direi che proprio la morte di uno scrittore serve a capire meglio i suoi libri. Una vita al servizio dei versi e delle parole, quella di Domenico Naldini, per tutti Nico. Si spegne a 91 anni un'altra luce della cultura, si spegne nella sua Treviso, adottato da sempre dal capoluogo della Marca, lui friulano di Casarsa e con la poesia nel sangue. Era cugino di Pierpaolo Pasolini e proprio Pasolini aveva pubblicato nel 1948 i suoi primi poemi in dialetto. 10 anni dopo era stata la volta di Un vento smarrito e gentile, con testi in friulano, veneto e italiano. Un'attività che negli anni si era espansa al giornalismo, al cinema, all'editoria, alla saggistica, tanti titoli, tanti gioielli e poi l'incontro e gli scambi con altri grandi della letteratura della sua terra, da Goffredo Parisi a Giovanni Comisso, fino all'amico Andrea Zanzotto, la cui morte nel 2011 era stato un durissimo colpo. È l'ultimo dei miei grandi amici che muore e io mi sento sempre più solo, più drammaticamente solo. Collabora proprio con Zanzotto nel 1980 al volume Poesie e pagine ritrovate di Pasolini, dove sono state pubblicate le pagine involontarie di Aereo Giovanile, scritto tra il 46 e il 47. La figura del cugino, con il quale collaborò in quasi tutti i suoi film, fu al centro di tante altre sue opere, tra queste Nei campi del Friuli. E poi un'altra figura, quella di Giovanni Comisso, centrale nella sua formazione umana e culturale e protagonista di una fondamentale biografia dello stesso Naldini, finalista del premio Strega. Solo uno dei tanti lampi di luce di Naldini, anche docente universitario a Trento e ospite dei maggiori atenei mondiali, uomo dei versi e delle parole, come il suo amico Andrea Zanzotto. La sorte di grandi poeti cui Andrea appartiene è di non conoscere la mortalità, ma di affidarsi a quella prosecuzione forse infinita che è stabilita dalla lettura dei suoi libri.